Allora, come detto, andiamo in zona podio per le premiazioni dei 100 rana. Consegnerà le medaglie il presidente del Consiglio Comunale di Rosà, Gian Domenico Bizzotto. Cerimonia di premiazione dei 100 rana assoluti maschi. Terzo classificato e bronzo per l'Insport, Riccardo Cervi. Secondo e argento per l'Imola Nuoto, Andrea Castello. E primo posto, medaglia d'oro, vittoria Imola Nuoto, 66 centesimi, Federico Poggio. Intanto continuiamo a seguire ciò che accade in vasca, perché comunque si assegnano nuove medaglie, quelle dei 400 stile libero ragazze, con Anna Porcari che subito si mette lì davanti, 1:1:35, 32:09 il suo secondo tratto di 50 metri. Anna Porcari, ricordo, ai criteri di Riccione, terza nei 100 dorso, terza nei 200 dorso. Premiazione 100 rana ragazzi maschi. Terzo classificato e bronzo Marco Masette, Gymnasium Pordenone. Secondo e argento Team Veneto, Federico Rizzardi. E primo posto, medaglia d'oro Imola Nuoto, 1:2:53, Alex Sabattani. Passaggio ai 200 metri, Anna Porcari, 2:6:62, 32:80 al suo quarto tratto. Irene Marin, 33:34, Giada Alzetta, 33:90. Irene Marin che sta nuotando in corsia 6 per il Team Veneto, campionessa italiana giovanile degli 800 stile libero e terza nella gara dei 200. Premiazione 100 rana assolute femmine. Terza e bronzo Virtus Buon Convento, Lisa Angiolini. Seconda classificata medaglia d'argento per l'Insport, Sara Morotti. E prima medaglia d'oro per l'Insport col tempo di 1:6:94, Francesca Fangio. (33:14) intanto prima volta sopra i 33 secondi Anna Porcari. Irene Marin 33:72, Giada Alzetta 34:57. Presentiamo la seconda serie assolute: Giorgia Lugnoli alla 1, Alessia Boro alla 2, Jennifer Parolina alla 3, Ludovica Zarpellon alla 4, Ludovica Lugli alla 5, Giorgia Cosetto alla 6, Arianna Davide alla 7, Vittoria Urbanetto alla 8. 33:54 Anna Porcari, 33:80 Marina, Alzetta 35:13. E quindi ha condotto praticamente dall'inizio alla fine, dominato questa prima serie, ma conta, lo ripeto, il tempo in questa fase di stagione. Quindi Anna Porcari 4:19:12 per vincere questi 4 stile ragazze. Irene Marin 4:25:20 e quindi Giada Alzetta terza posizione con 4:29:26. Proprio a Giada chiediamo di raggiungerci in zona podio perché manca l'ultima premiazione da effettuare, quella della rana ragazze. Intanto si prosegue con la seconda serie già presentata assoluta.